credo che una continuità della società Calcio Napoli, come dalla mia presidenza in poi non ci sia mai stata nel passato, al di là di 2 scudetti vinti, perché si è avuto l'unico, irripetibile, fantastico, grandissimo giocatore migliore al mondo. Quindi, perché se no uno dovrebbe dire: ma perché voi dal 1926 fino al primo scudetto, quanti anni sono passati? Non avete vinto nulla? In 60 anni. Allora non potete rimproverare a me, perché delle volte quando si dice De Laurentiis non vuol vincere lo scudetto, De Laurentiis vuol vincere lo scudetto, ma ci sono delle regole che partono da un fatto scaramantico a un fatto di condivisione, perché se io dico quest'anno noi vinceremo lo scudetto, io metto in una condizione anche l'allenatore di essere sotto il fuoco incrociato di voi giornalisti, dei media e dei tifosi, mentre invece l'allenatore, che è il massimo mio collaboratore, deve assolutamente essere straprotetto. Io non è che quando a un certo punto abbiamo perso qualche partita che avremmo dovuto e potuto vincere ho fatto qualche dichiarazione contro l'allenatore, sarebbe stata fuori luogo, perché avrei potuto rispondere quante altre partite che avremmo potuto perdere mi ha fatto vincere. Quindi il fatto stesso poi di dire